benvenuti! Oggi è mercoledì 16 agosto 2023. Il sole sorge alle 6:16 e tramonta alle 19:51. La luna sorge alle 22:35 e cala alle 10:58. Oggi è il giorno di San Rocco. Il nome Rocco ha origini celtiche e significa di alta statura. Il suo numero fortunato è il 7, il colore è il giallo, la pietra è il topazio e il metallo l'oro. Il pesce è un vero concentrato di salute, è ricco di omega 3 e vitamine del gruppo A, B e D. Ma c'è un piccolo problema: l'odore di aglio pesce persiste sulle mani anche dopo aver usato il sapone. Bene, ecco un suggerimento per sbarazzarsene. Quando avete utilizzato una saponetta e vi rimane solo un pezzetto che non sapete come utilizzare, non buttatelo via, riciclatelo in modo intelligente. Basta grattugiarlo e aggiungerlo ai fondi del caffè. Avrete una polvere deodorante fai da te efficace per eliminare gli odori indesiderati. Compie oggi 65 anni Madonna Louise Veronica Ciccone, in arte solo Madonna, la cantante pop più famosa del mondo. Nata nel Michigan in una famiglia di origine abruzzese, si è trasferita a New York per diventare ballerina. Fin dai primi anni '80 ha raggiunto lo status di diva grazie ai suoi video e ai comportamenti trasgressivi. Infinita la sfilza di record che detiene. Ne citiamo uno. Con 350 milioni di dischi venduti è l'artista femminile che ne ha venduti di più nella storia della musica. Buon compleanno anche alla catanese Diletta Leotta, che oggi spegne 32 candeline. È proprio da Antenna Sicilia che ha mosso i primi passi televisivi, poi il salto a Mediaset e a Sky come Meteorina. Nel 2020 ha affiancato Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo e adesso è il volto calcistico di DAZN, fidanzata con il compagno Loris Karius, da cui aspetta una bambina. Infine tanti auguri a Jannik Sinner, astro nascente del nostro tennis. Festeggia appena 22 anni, eppure è già entrato tra i primi 10 giocatori del mondo. È il più giovane italiano ad aver vinto un torneo del circuito maggiore nell'era Open. Ogni tre passi, facciamo 6 metri. Beh, la canzone dei Vatussi non si sbagliava tanto. Con ogni passo 2 metri e 44 centimetri, alla velocità media di oltre 41 km orari e con un picco di 44,7. Il 16 agosto del 2009 il giamaicano Usain Bolt, considerato l'uomo più rapido della storia, vince la finale dei 100 metri ai mondiali di atletica di Berlino, con un tempo di 9 secondi e 58 centesimi. Oggi una curiosità di un certo peso. Lo sapevate che la proboscide di elefante è talmente forte che può arrivare a sollevare pesi di oltre 250 kg? È il momento dell'oroscopo con Marco Amato. Scoprite cosa vi riservano le stelle. Buongiorno ai 12. Oggi il focus si sposta un po' più su Mercurio e Marte, e anche se brillano nei gradi zodiacali Sole, la Luna e Venere in Leone, coinvolgendo anche Toro, Scorpione, Acquario, Vergine e Pesci, tutto sembra filare in una maniera diversa. Scopriamo come. Ariete, anche se in vacanza, anche se immersi nei ludibri, qualcosa di pratico vi solletica, nuovo progetto che frulla nella vostra mente. Toro, giornata molto interessante perché Mercurio e Marte sono dalla vostra parte e quindi si riprende la dinamica passionalissima ed intensa con il partner. Gemelli, giornata che si avvale sempre di un brillare molto piacevole a livello sociale. I flirt e le relazioni pericolose infiammano un po' i vostri gradi e per adesso il gioco seduttivo non si capisce se è reciproco o è un braccio di ferro tra i due litiganti. Godrà un terzo? Chissà. Cancro, la giornata oggi è ricca di positività ed emozioni, ma con emozioni contenute, private, con gli affetti di sempre e soprattutto con una ritrovata progettualità che riguarda proprio il patrimonio affettivo accanto al partner. Leone, la giornata di oggi vuole comunque rendervi un po' cervellotici, osserverete di tutto e di più, molto attenti, molto vigili, deciderete di non agire e di godervi il bello della giornata, ma nulla vi sfuggirà.
Vergine, giornata oggi che vede molto attivi e stimolanti Mercurio e Marte che ricevono l'input di Giove, di Plutone e di Urano, quindi oggi prenderete il coraggio a due mani e farete quell'azione un po' timida ma fortemente coraggiosa che vuole farvi uscire da questa stasi affettiva e finalmente farvi compiere una conquista che tanto anelate. Bilancia, giornata che vede ancora i ripensamenti di una luna che riguarda un po' una pluralità di cose e persone. Il vostro individualismo regna sovrano e per adesso vi divertite ad attraversare relazioni e amicizie in una maniera sorniona e molto furba. Scorpione, la quadratura della Luna, di Venere e del Sole ancora tendono ad agitare un po' le vostre dinamiche sentimentali, un po' contorte, un po' complicate, ma oggi vi verrà un aiuto, un amico che starà dalla vostra parte e vi farà da guardiano. Sagittario, interessantissima giornata, visto che i luminari sono ancora dalla vostra parte e forse una prospettiva nuova, parlando del più e del meno con un amico, potrebbe saltare fuori nella vostra progettualità. Ecco che anche in vacanza riuscirete a trarre il meglio. Capricorno, Mercurio e Marte vi rendono oggi un pochino spigolosi, probabilmente sentirete il bisogno di dire qualcosa che possa cambiare la situazione. State un po' entrando in un mood abbastanza guardingo, sospetto e a volte forse un po' possessivo. Acquario, voi di possessività siete un po' allergici e detestate essere sotto lo sguardo di tutti contemporaneamente, per cui tenderete oggi a illidervi e a fuggire e soprattutto a varare un piano di fuga che vi tolga le castagne dal fuoco. Troppa attenzione e soprattutto qualche persona a cui piacete che vi insegue. Fuggite. Pesci, giornata oggi che vede un Mercurio e un Marte incapaci di nascondere ciò che provate. La vostra emotività ha bisogno di venire fuori e anche di manifestare ciò che non vi fa felice. Siate sereni nel parlare con i vostri affetti. Sei un videomaker e hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV? Beh, Antena Sicilia sta preparando un contest imperdibile per tutti gli appassionati di video e documentari. Puoi inviare i tuoi cortometraggi o video alla nostra mail dedicata che troverai in sovraimpressione. Mi raccomando, non lasciarti fuggire questa occasione. Per qualcuno è ancora vivo, tanto che in Inghilterra vengono accettate scommesse. Ma per la storia, il 16 agosto del 1977, il re del rock and roll, Elvis Presley, venne trovato senza vita sul pavimento di uno dei bagni di Graceland, la sua reggia di Memphis. Aveva ingerito troppi barbiturici e il suo cuore si fermò a soli 42 anni. Al funerale la bara fu scortata da 16 limousine bianche. Questa espressione può essere usata in svariate circostanze. Per esempio, quando ci si trova in una situazione di crisi all'interno di una relazione e c'è un grosso problema che è ovvio a tutti, ma nessuno ha il coraggio di affrontare o di discutere apertamente. Beh, in queste situazioni si dice "There's an elephant in the room", c'è un elefante nella stanza. Iscrivetevi al nostro canale YouTube Sicilia Play per non perdervi tutte le puntate dell'Almanacco. Elvis detestava il soprannome The Pelvis e spiegò che quel modo provocante di muovere il bacino era solo per spettacolo, mentre il suo carattere era tutto il contrario. Timido, puritano e persino bigotto. Negli anni 70 Elvis era al culmine della sua fama, ma per reggere il ritmo dei concerti e dei film faceva uso di psicofarmaci. La moglie Priscilla non riuscì a sopportare le corna e chiese il divorzio. Nel 1977 Elvis tenne un ultimo concerto a Indianapolis davanti a 18.000 persone, nonostante i suoi 158 kg di peso dovuti all'eccesso di cibo e medicine. Meno di 2 mesi dopo venne trovato senza vita nel suo bagno, stroncato da un'overdose di farmaci e barbiturici. Ci salutiamo con la frase del giorno. La mia aspirazione è diventare più famosa di Dio. Ci vediamo domani, buona giornata dalla vostra Naomi.